Il fascicolo d'inchiesta riguardante l'omicidio di Carmelo Ciffa, l'operaio 42enne originario di Porto Empedocle, ucciso a colpi di pistola a Favara nell'ottobre scorso, passa alla direzione distrettuale antimafia di Palermo. Le indagini sono condotte sempre dalla squadra mobile di Agrigento, ma saranno ora i magistrati della DDA ad occuparsi del delitto che appare un vero e proprio rompicapo. Una matassa da sbrogliare al più presto per capire cosa sia successo a Favara quel 26 ottobre 2016. Ciffa quel giorno è stato raggiunto da 4 proiettili, 2 al torace, uno al collo e uno al braccio. Era residente ad Agrigento, ma occupato parrebbe come lavoratore socialmente utile al comune di Favara. Potrebbe essere molto più che una vendetta originata da futili motivi. Killer in azione sarebbero stati due. Uno ha materialmente aperto il fuoco, l'altro era a bordo di uno scooter con i quali i due si sono poi allontanati. La vittima, con precedenti penali per spaccio di droga e altro, è stata uccisa con modalità, come raccontano le prime notizie, degne della più bieca tradizione della criminalità organizzata. Raggiunto da alcuni proiettili mentre era intento a putare una palma, ha tentato una disperata fuga verso il vicino supermercato Paghi Poco in corso Vittorio Veneto, ma non è riuscito a salvarsi. Scenario complicato per un delitto di peso. Carmelo Ciffa, secondo le prime risultazioni investigative, sembrerebbe legato al gruppo di Stefano di Favara, notoriamente indicato come Furia. E non può sfuggire agli attenti osservatori che appena un mese prima dell'omicidio di Ciffa in Belgio, a Liegi, un comando di sicari ha ucciso Mario Iacalic, 28 anni, di Porto Empedocle, e ferito gravemente il quarantenne favarese Maurizio Di Stefano, uno dei Furia, appunto. Inevitabile pensare, ma non è l'unica pista seguita al momento, il traffico di droga, tanto fiorente sull'asse Porto Empedocle-Favara come scenario principale sul fronte investigativo.